Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare, nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo su friulitv.net. Il 21 marzo scorso a Praga la polizia ceca ha rintracciato e arrestato un georgiano di 46 anni ricercato perché destinatario di un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Trieste il 28 dicembre scorso. L'uomo era stato arrestato il 29 settembre a Trieste dopo il furto di alcuni apparati telefonici compiuto in un negozio del centro per un valore di circa 1.500 euro. In corso le pratiche per l'estradizione. E adesso restiamo nel capoluogo regionale per un incidente, prima è andata a sbattere contro alcune autovetture in sosta, poi si è capottata su un fianco. È accaduto nella notte in via Buonarroti a una Fiat 600 guidata da una ragazza 21enne, la quale per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo. I vigili del fuoco del comando provinciale Giuliano l'hanno estratta dall'abitacolo affidandola al personale sanitario. Per fortuna è fuori pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la Polizia di Stato. E ora parliamo della carenza dell'acqua in regione con l'intervista all'assessore Zanier. Assessore, si può parlare di crisi idrica? Sicuramente è una situazione delicata con delle condizioni che per mesi hanno visto una mancanza, un'assenza di precipitazioni sia nel periodo della fine dell'anno scorso sia in questi primi 3 mesi. È evidente che a oggi la capienza dei nostri sistemi di stoccaggio dell'acqua per quello che è l'utilizzo irriguo sono praticamente allo zero, è evidente che i corsi d'acqua, ma questo è evidente a chiunque, si stanno prosciugando e stanno andando in asciutta costantemente e quindi sicuramente oggi c'è una situazione di estrema difficoltà, una difficoltà che fortunatamente cade in un momento in cui le colture ancora non sono in fase di vegetazione ma sta approssimando il periodo delle semine e quindi questo inizierà a creare delle condizioni di difficoltà. Speriamo che le precipitazioni dei prossimi giorni che sono state previste siano sufficienti a dare ristoro, però è anche altrettanto evidente che non essendoci delle soluzioni immediate da poter attuare, l'utilizzo assolutamente consapevole con una gestione oculata della risorsa idrica sarà indispensabile e quindi evitare qualsiasi tipo di gestione che possa andare a utilizzarne in modo scorretto quello che ormai è diventato un bene assolutamente ricercato. Concludo con una valutazione complessiva perché oggi acqua manca non solo per l'agricoltura ma manca di fatto anche per altri utilizzi di cui tutti ne hanno assolutamente necessità. Una gestione complessiva deve essere guardata con una valutazione unica, altrimenti ci troveremo costantemente ad avere delle situazioni di squilibrio. Andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia odierni. 4.036 tamponi molecolari, 348 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,62%, 6.742 test rapidi antigenici realizzati, 872 casi, pari al 12,93%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 4, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 120. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone. E prima di concludere vi ricordiamo che torna l'ora legale, dunque dalle 2 della notte di domenica 27 marzo si dovrà spostare la lancetta dell'orologio di un'ora
dunque avremo chiaramente più luce, ma dormiremo insomma qualcosa di più, dormiremo esattamente al contrario, qualcosa di meno. L'ora solare tornerà domenica 30 ottobre. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Grazie per la visione e l'ascolto. Le ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o sulle pagine social a noi collegate. Alla prossima. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima, la terra come geografia da salvare, nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.